Allora, ritorniamo qua, ci sono tante questioni. Allora, la parola a Gino Ferraresso. No, sempre tornando al discorso del territorio, c'è una parte che secondo noi va affrontata a livello veneto, anche utilizzando queste benedette risorse che si recuperano, accentrando i servizi, che riguarda tutta la questione della non autosufficienza dei servizi domiciliari e di quelli residenziali. È vero che in questa regione ci sono a disposizione circa 700 milioni per la non autosufficienza, è anche vero che però 400 e passa milioni li spendiamo quasi tutti in residenzialità, quindi per le case di riposo. Qui noi abbiamo un problema molto grosso perché le strutture residenziali, le case di riposo stanno diventando sempre di più da anni luoghi di prestazioni sanitarie più che di prestazioni sociali. Perché uno ci va in estrema ratio, esatto, ovviamente. Quindi anche i segnali che ci danno i presidenti delle case di riposo sono proprio questi, cioè la permanenza media. Un 30% delle persone che vengono ospitate in queste strutture nell'arco dell'anno muore, quindi questo significa che poi un turnover, sì, c'è un turnover molto grosso. Il problema è che però le persone che vanno in una struttura residenziale come questa pagano una retta e addirittura c'è chi è più fortunato che paga una retta a metà, mettiamola così. E c'è qualcun altro che invece deve pagarsi tutto, nel senso che in questa regione paghi la retta a metà se rientri nei 25.000 anziani che hanno un'impegnativa di residenzialità. E quando c'è l'impegnativa di residenzialità? Perché prima Ritaturati diceva una cosa che per alcuni hai una disabilità di un tipo, cioè anche qui è discrezionale? No, si deve compilare una scheda appunto SVAMA nella quale emerge un determinato punteggio che poi dà diritto all'impegnativa. Il problema qual è? Ti dà il diritto, però siccome la quota è 25.000 e tot persone, superata la quota, se uno non muore di quei 25.000 non c'è l'impegnativa. Perfetto. Un attimo solo, pronto? Sì, salve, buongiorno. Da dove chiama? Buongiorno. Dalla provincia di Vicenza, sono Antonio. Sì, buongiorno, dica pure. Niente, prima sentivo parlare delle aggregazioni di medici, no? Sì. Io devo portare la mia esperienza di quella. Il mio medico, per fortuna mia, non lo fa e ha una grossa disponibilità di 5 ore al giorno. Quelli che fanno, i miei amici che vanno dai medici che hanno aggregazione, devono prenotare oggi per avere la visita domani. Il medico fa un'ora la mattina, un'ora al pomeriggio. Le 12 ore, come parlava il signore prima, nella mia zona non le vedo. Sicché non so dove esista questa cosa che diceva il signore prima. Lei che zona è di preciso? Sì. A terminare, sentivo Zaia una sera che parlava di questa aggregazione. Ogni ospedale diceva al suo direttore generale, il quale risponderà. Sicché 62 ospedali della regione Veneto hanno 62 direttori e questo è un costo, non è riduzione di costi. Ecco, queste sono le mie osservazioni. Grazie e buongiorno. Grazie molto di aver chiamato. Posso dire, parla da Vicenza, io dico su Padova, stessa cosa, insomma, anche peggio. L'ho detto prima, dipende da territorio a territorio, quindi ho fatto l'esempio di 2 territori vicentini, l'US 3 e l'US 4. Il 90% dei medici dell'US 4, quindi Tiene e Schio, il 90% dei medici sono aggregati e invece quella di Bassano, l'US 3, ci sono solo 4 medici che hanno questa attività magari aggregata. Su Vicenza alcuni sì, alcuni no. Chi ha telefonato dice ma io non ho più il mio medico di riferimento, questo mi sembra sia stato detto. È vero, nel senso che quando si fa l'aggregazione con i medici di medicina generale, i medici turnano
e quindi tu puoi anche non trovare il medico di tua fiducia, quello se hai un'urgenza. Però è anche vero che tu nell'arco dalle 8 di mattina alle 8 di sera, in diverse strutture, ha ragione chi telefonava, in genere sono 10 ore quelli che stanno erogando oggi come servizio, quindi fino alle 18, trova comunque sempre un medico, no, che gli può dare una risposta rispetto a un'emergenza, a un'esigenza che ha un cittadino. Tenete presente che laddove funzionano le medicine di gruppo, ma non lo dico io, insomma lo dicono le USL, c'è una drastica diminuzione degli accessi al pronto soccorso, perché è ovvio che nell'attimo in cui il cittadino ha qualche bisogno sanitario sa che il primo punto di riferimento è il medico di base, e nell'attimo in cui non c'è il medico di base poi teniamo conto che i codici bianchi si pagano adesso. Esatto, quindi è anche un servizio che poi fa costare meno, insomma, ai cittadini. Infatti questo è un dato di fatto. Rita Turati. Sì, però e poi relativamente anche, leggiamo anche il messaggio, poi do la parola, sennò, prima dello Stato, prima delle regioni, prima di qualsiasi ente ci siamo noi cittadini che non possiamo accettare ciò che gli altri impongono, ma dobbiamo incominciare a informarci senza prendere per certo quello che ci dicono, così per tutti, anche se te lo dice un esperto. Alla fine dobbiamo decidere, dire la nostra, ed invece andiamo al bar. Dovete informarvi, sì, assolutamente. No, però volevo aggiungere una cosa a quello che diceva adesso Gino, che è tutto vero ovviamente, ma l'aggregazione dei medici non vuol dire necessariamente che perché si mettono assieme per garantire 10 ore, in questo caso la media veneta, anche se dovrebbero fare di più, chiudano i loro ambulatori di riferimento. Dovrebbero rimanere gli uni e gli altri. Allora a maggior ragione è quello che diceva l'ultimo messaggio: nel caso questo non succedesse, questo va denunciato, perché la convenzione regionale prevede che appunto loro debbono continuare a svolgere l'attività normale, tradizionale nei loro ambulatori e dedicare un tot di ore in un luogo, no, dove appunto i medici si turnano e garantiscono risposte anche per l'emergenza. Dall'intervento del telespettatore sembrava che dedicasse meno tempo all'ambulatorio, questo appunto dipende sempre da che tipo di organizzazione, se l'azienda sanitaria ha diciamo discusso ed è riuscita ad ottenere, adesso imporre bruttina, insomma, come si sono messi d'accordo in quel determinato territorio. Ma ripeto, il problema del Veneto è proprio questo, adesso io parlo del Veneto, probabilmente è vero in tutta Italia, da noi però è proprio questo, che c'è una differenza enorme anche all'interno probabilmente delle stesse aziende sanitarie, perché a seconda degli accordi che si fanno, anche se c'è una norma regionale che ti dice come dovrebbe funzionare, in realtà cioè gli ambulatori rimangono aperti. Sono modalità di funzionamento. È stato accennato dalla telefonata, ed è una questione che un po' ricorre, il ruolo del direttore generale della struttura, cioè dell'ospedale, ospedaliera. Allora, torniamo alla riforma appena approvata, che ha previsto appunto che ci sono 9 USL rispetto alle 21 che c'erano prima, il che significa che invece di 21 direttori generali ci saranno 9 direttori generali delle nuove USL. Questo diminuisce i costi. Non cambia nulla sotto l'aspetto dei poteri, se non quello che i 9 direttori generali avranno un rapporto, diciamo, più stretto con la Regione attraverso un dialogo con questa azienda zero che viene creata ex novo insieme alle altre USL. Se volete dopo entriamo anche nel merito dell'azienda zero. Visto che magari però non cambia nulla, scusa, nemmeno perché se ho capito bene la domanda che faceva il telespettatore, non cambia nulla rispetto ai direttori generali delle aziende ospedaliere che rimangono, perché rimane l'azienda ospedaliera di Padova, rimane l'istituto di ricerca e rimane quello di Verona.
ma poi diciamo così l'organizzazione dei vari ospedali prevede un direttore? Esatto, quindi, quindi non è che cambia assolutamente nulla. C'è sempre un direttore della struttura ospedaliera e quindi questo è responsabile. Esattamente, cambia solo quelle delle aziende sanitarie, delle ULS. Questa è la differenza di sostanza, è su questo che avviene, diciamo, il risparmio. Assolutamente. Perché sul resto noi siamo ancora in attesa che vengano aggiornati, per esempio rispetto, fatto salvo le 3 aziende ospedaliere, Verona, Padova e l'Istituto di Ricerca, che vengano aggiornate le schede ospedaliere, che sarebbe di tutti gli ospedali che abbiamo nel Veneto, quante cardiochirurgie, dove stanno, la medicina generale, quanti posti letto, dove stanno. Questa cosa non è stata aggiornata e questo è il pezzo più arretrato, oltretutto, che noi abbiamo, no? nel territorio. Da lì potrebbero venire dei veri risparmi da investire nei servizi territoriali che invece continuano a non decollare. Ecco, proprio in base al comunicato che avete fatto voi in modo molto succinto e chiarificatore, questa legge regionale 19 del 2016 che riguarda quindi la regione Veneto, in sintesi prevederà a decorrere dall'1 gennaio 2017, quindi anche la data è importante perché alcuni hanno detto da domani, hanno preso dall'1 gennaio 2017 9 USL, appunto come dicevate, rispetto alle 21 di prima. A Belluno funzionerà un'unica USL che si chiamerà Dolomiti, a Padova l'USL numero 6 Euganea, a Rovigo la numero 5 Polesana, si diceva prima, a Treviso la numero 2 Marca Trevigiana, a Verona la numero 9 Scaligera. In provincia di Venezia le USL saranno 2, la numero 3 Serenissima, la numero 4 Veneto Orientale, e a Vicenza la numero 7 Pedemontana e la numero 8 Berica, quindi la numero 7 è quella forse che va bene. Rimangono in vita l'azienda ospedaliera di Padova, quindi quella resta in vita, quella di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto resta, però nasce appunto questa azienda zero. Poi le nuove USL dovranno garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi, aumentando del 15% i posti letto degli ospedali di comunità. Questo entro il 31 dicembre 2017. E l'attivazione di almeno l'80% dei medici di medicina generale nelle medicine di gruppo integrate, sempre 31/12/2018. Allora, questo riguarderà secondo me molto la vostra attenzione e stare allerta. Certo. Perché parliamo di aumento del 15% dei posti letto negli ospedali, non è poca cosa. E poi l'80% dei medici di medicina generale e medicine di gruppo integrate sono servizi cittadini. Certo. Quindi da un lato i cittadini che sanno che entro fine del 2017 dovranno avere questo riscontro e fine 2018, insomma in 2 anni dovrebbe esserci un incremento della sanità per i cittadini. Quella cosa... A voi starà a dire se sarà vero oppure no. Esatto. Questa cosa, diciamo, non era quello che ha letto, non era contenuta nella prima bozza. Era completamente, sì, era diversa assolutamente. Dell'azienda zero. Queste cose anche su nostra pressione sono state inserite, perché noi abbiamo sempre pensato, continuiamo a pensare che non valeva la pena di fare una riforma esclusivamente per diminuire il numero delle USL, ma bisognava e bisogna fare tutto un ragionamento rispetto alla quantità e alla qualità dei servizi che si offrono, siano essi sanitari che sociosanitari. Queste 2 cose degli ospedali di comunità, che sarebbero, mettiamola così, i vecchi posti letto di lungodegenza, che sono stati tolti e riabilitativi, ok? E per quanto riguarda invece tutto il discorso dei medici di medicina generale, sono 2 cose a noi molto care e siamo riusciti, non solo noi ovviamente, a premere perché, e questo è importante, ci siano vicino a degli impegni anche delle date sulle quali la Regione e la Giunta dovrà rispondere, insomma. Quindi voi starete anche allerta. Possiamo dirla così? La sintesi delle cose che hai detto tu e che ha detto lui
Dobbiamo leggere cose? No, diciamo, siamo i fautori di una politica che se ne frega dei cittadini, perché i cittadini sono i primi a fregarsene della politica. Qualche anno fa andava di moda il federalismo che aiutava a risparmiare, ora vige il centralismo per tagliare gli sprechi. Ma queste le scuse, ma le verità, informatevi italiani che siete anche voi responsabili. Noi se sì, cerchiamo... no, appunto, accentramento oppure decentramento. Il problema, insisto, noi probabilmente italiani non abbiamo la cultura del federalismo, no? Forse questa è anche una delle ragioni per cui tutto il processo federalista che era nato all'inizio degli anni 2000 è fallito, probabilmente dico. Lì è un problema di capacità di governo del territorio, io insisto che il problema è quello, quindi la classe dirigente, politica e amministrativa ha questo problema, perché che accentri lo Stato o che invece ci sia un modello decentrato come la Germania, lì il problema è della qualità del manico, non c'è niente da fare. Tornando invece a bomba rispetto alle cose che si dicevano prima, no? Allora noi con quest'anno si dovrebbe chiudere, cioè andare ad esaurimento il piano sociosanitario regionale quadriennale dal 2012 al 2016, quindi noi saremmo già pronti per dire ok, che cosa è successo? Perché noi come organizzazioni sindacali nel 2012, quando nel luglio uscì e abbiamo partecipato anche lì a costruirlo, a scriverlo, abbiamo detto ottimo, davvero rivoluzionario, perché prevede investimenti importanti sulla medicina di gruppo, sugli ospedali di comunità, insomma di una serie di servizi che si avvicinano ai nuovi bisogni, perché nel frattempo i bisogni delle persone sono cambiati e notevolmente, no? Dall'invecchiamento alle dipendenze, l'immigrazione, insomma è cambiato il mondo. Non la dico qual è, l'hanno già detta qual è la posizione sul referendum. Ognuno, ecco appunto. In ogni caso diciamo che la CGIL ha votato un documento che è per il no. Quindi io sono una dirigente sindacale e condivido la posizione della mia organizzazione per quanto mi riguarda. Perfetto. Però stiamo parlando della sanità. Allora, che cosa è successo in questi 4 anni? Poco e niente, no? Perché siamo qua a lamentarci che alcune indicazioni non c'erano. Allora, con questa nuova riforma, diciamo, che è voluta da Zaia, che l'aveva lanciata durante la campagna elettorale, nella sostanza la parte, diciamo, che ci piace un po' di più, che riguarda i distretti e che riguarda, appunto, come diceva Gino, il fatto che tu provi a vincolare ulteriormente alcuni servizi per noi essenziali, come questi 2 citati, medicina di gruppo e gli ospedali di comunità, è, come dire, un anticipiamo una discussione che sa da fare e che però deve essere accompagnata da un'analisi il più precisa possibile di quanto è successo nel Veneto in questi anni, perché gli ospedali non si sono toccati, magari si sono impoveriti a fronte del fatto che rinnovi contrattuali per il personale pubblico non c'è stato e non si è nemmeno assunto in questa regione, e quindi gioco forza gli ospedali si sono impoveriti, ma si sono impoveriti anche i servizi territoriali perché tu non hai investito e il personale pubblico è sempre quello che non ha avuto rinnovo e che ha avuto il blocco del turnover. Quindi, per dire, attenzione, ci sono 2 o 3 cose su cui noi non rinunciamo, no? E per fortuna l'opposizione che c'è stata in Consiglio Comunale su questo ci ha creduto e ha fatto una battaglia, per cui c'è stata, diciamo, una pluralità di forze. La seconda cosa, e finisco, poi andiamo in pubblicità, e l'altra su cui mi permetto di insistere, che se volete poi ne parliamo alla ripresa dopo la pubblicità, che è il ragionamento dell'integrazione che noi dei servizi fra il sociale, il sanitario, il sociosanitario, che sono null'altro che i servizi territoriali che devono venire in una realtà ancora relativamente piccola, che sono i distretti, e bisogna fare una programmazione che preveda dei servizi, che preveda non solo, diciamo, i direttori sanitari, ma che preveda la presenza dei sindaci e che i piani di zona, che in realtà dovrebbero esserci, vengano fatti con modalità diverse. E su questo, come organizzazioni sindacali, questo c'è scritto, è scritto meglio che non nel piano sociosanitario, e questo va bene, che vuol dire che da qui non si torna indietro, ma su questo stiamo lavorando anche con la Regione, anche in altri tavoli di confronto.
Questo comunque sta scritto, dovrebbe essere rispettato, cioè il territorio dell'ex USL diventa territorio distrettuale, esatto. quello che in ogni distretto è istituito il comitato dei sindaci di distretto. Questo comitato con i sindaci elaborerà ed approverà il bilancio sociale del distretto e il piano di zona e il piano locale per la non autosufficienza. Esattamente. Esprimerà parere sulla dotazione e collocazione di posti letto delle strutture territoriali e collaborerà per la realizzazione delle medicine di gruppo integrate. Quindi i sindaci dovrebbero esserci presi di mezzo. Questo dovrebbe essere a livello teorico, poi speriamo per noi del sindacato dei pensionati è il punto strategico. Perfetto, pubblicità, poi torniamo insieme.